beccato al volo il senatore Bartolomeo Amidei dal Barella e naturalmente è un'occasione per chiedere com'è la situazione del presidente Berlusconi. So che lei ha delle notizie che magari può anticiparci, senatore. Il presidente Berlusconi, le notizie le sappiamo un po' tutti in tempo reale, io ho avuto anche notizie dal ministro Bernini che ci è venuto a relazionare in aula, così in confidenza, vista anche l'amicizia che mi lega al ministro Bernini. Siamo in attesa, è sotto controllo, è continuamente monitorata la situazione e siamo ottimisti e ci auguriamo che quanto prima il Presidente possa ritornare in forma come sempre, perché al di là di tutte le vicissitudini che l'hanno visto negli anni della sua storia politica, alla fine è un uomo che ha dato un segnale forte a questo Paese, chiaramente per poter anche crescere e cambiare rispetto a quello che avveniva quando, se la memoria non ci abbandona, ci ricordiamo tutti che nel 94 diede una grande svolta a questo Paese creando quel movimento che poi diventò partito come Forza Italia. Quindi un grande augurio rivolgo al Presidente Berlusconi di pronta guarigione e che possa tornare quanto prima alla sua sempre intensa attività. Secondo lei, toccando ferro e sperando che lunga vita Berlusconi, ma sopravviverà Forza Italia, visto che lei l'ha conosciuto molto da vicino, Forza Italia sopravviverà a Berlusconi secondo lei? Allora, Forza Italia è Berlusconi e questo lo sappiamo, quindi è un'icona di questo partito che lui fondò, come dicevo prima, come movimento, ancora nel 93, poi nel 94, io tra l'altro aderii all'epoca ed ebbi anche ruoli in rappresentanza di questo partito. Secondo me sopravviverà ancora. Certo che Berlusconi non si può, diciamo, sostituire, perché sappiamo essere un uomo di grande spessore e tutto, però magari perché no, potrebbe anche qualora poter ripartire, a prescindere che io mi auguro che il presidente Berlusconi possa essere ancora l'artefice di questo partito. Grazie senatore, un'ultima domanda più al volo che so che la prendo in contropiede. Com'è il governo? La situazione del governo in questo momento? C'è qualche rumore di qualche malumore all'interno, invece lei che lo conosce molto bene Roma, come siamo messi? Io direi bene, il governo sta andando avanti, sta facendo tante cose, Giorgia Meloni sta rispondendo secondo le aspettative, al di là di quelli che gufavano che non doveva essere un governo di lunga durata, tutt'altro. Il presidente Meloni sta dando segnali veramente significativi di un paese che vuole cambiare, vuole portarsi con grande dignità all'interno di un'Europa dove noi volevamo che l'Italia avesse ruolo e dignità, come sta avendo. Un presidente che recentemente nell'ultimo Consiglio dei Ministri ha varato per la prima volta un piano per la siccità, purtroppo un grosso problema che ci sta veramente pressando, vediamo sono mesi e mesi che non piove, quindi bisogna prendere in seria considerazione questo problema. Ha dato un forte segnale anche per quanto riguarda le pensioni, per la prima volta un aumento significativo alle pensioni, ma anche ha affrontato il problema Superbonus, che sappiamo essere stato un problema che è costato ai cittadini, al Paese 120 miliardi, più di 3 finanziarie messi insieme, e che adesso deve porre rimedio senza porre grossi sacrifici a chi si trova a metà del guado, come si suol dire, e chiaramente si sta lavorando forte in questa direzione. Si sta lavorando anche forte nella direzione per quanto riguarda l'immigrazione, che come vedete, vuoi anche per strategie al di fuori del nostro paese, sta aumentando enormemente, ma l'immigrazione va gestita, per usare un termine nella forma più corretta. Basta l'immigrazione clandestina, un'immigrazione controllata, gestita, affinché, visto che c'è tanta bisogno di manodopera, si possano indirizzare queste persone che sono in cerca di una vita migliore verso una collocazione adeguata, controllata, e non che possano essere destinati anche senza la loro volontà verso la delinquenza. Quindi io ne approfitto, se si conclude qua la mia intervista, per augurare a tutti, come ho detto all'inizio, una buona Santa Pasqua a tutti, di serenità e di gioia.